Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Corruzione e agevolazione mafiosa. Con queste accuse è stato arrestato Carmelo Palo, vice sindaco di Itala, comune del Messinese. Avrebbe favorito un uomo del clan Laudani, sigilli anche all'ex Etna Bar. Tragico incidente sull'autostrada A18, un camion con a bordo una intera famiglia si ribalta e muore il figlio di 20 anni, ferite 3 persone. Circonvallazione di Catania, si torna a invocare il sovrappasso dopo l'ennesima sciagura stradale che ha coinvolto una ragazza che stava attraversando. Intanto sono stati attivati gli autovelox installati più di un mese fa. A Palermo una bimba di 1 anno ricoverata d'urgenza per overdose da hashish e allarme in città, il consumo di droga in aumento tra i più giovani. Sempre più crisi idrica, non piove, gli invasi sono a secco. Ad Agrigento quel poco che arriva si perde in strada a causa di una condotta colabrodo. I cittadini continuano a manifestare in piazza, ignorati. Gabriele Lavia, da oggi cittadino onorario di Catania. La Sicilia è la terra dei miei ricordi più felici e spensierati, ha tenuto a sottolineare il grande attore. Calcio, un punto di penalizzazione per il Catania. Arriva la sanzione dopo la vicenda estiva della fideiussione mancante. Pelligre e Grella inibiti per 45 giorni. Bentrovati. È finito in manette il vice sindaco di Itala, comune della provincia di Messina. Era sceso a patti con la mafia. Carmelo Palo era un agente del carcere di Giarre e favoriva il figlio di un boss del clan Laudani. Sigilli al caffè Etna. Francesco Triolo. È stato arrestato mentre si trovava ad Assisi, dove Carmen Palo, assistente capo di polizia penitenziaria attualmente in servizio al carcere di Giarre, vice sindaco del comune di Itala, era uno dei 200 amministratori locali della regione per l'offerta dell'olio per alimentare la lampada sulla tomba di San Francesco. A disporre il provvedimento restrittivo di custodia cautelare è stato il GIP di Catania. A Palo sarebbero contestati episodi di corruzione. Avrebbe agevolato un detenuto, Antonio Di Grazia, 43 anni, figlio di Orazio, indicato come il responsabile della famiglia Laudani nel rione Picanello. Palo avrebbe fornito a Di Grazia informazioni riservate, ritardato l'inserimento nelle banche dati di un rapporto disciplinare a suo carico per evitare conseguenze sull'imminente rilascio di un permesso e avrebbe omesso di segnalare il possesso da parte del detenuto di un telefono cellulare e poi lo avrebbe informato su imminenti perquisizioni delle celle, consentendogli di utilizzare illegalmente il telefono dell'ufficio matricola. In cambio di questi favori, secondo l'accusa Di Grazia, sfruttando l'interesse di Palo per le scommesse, gli avrebbe fornito notizie sugli incontri di calcio di serie minori che a suo dire sarebbero stati truccati e gli prometteva il pagamento degli importi per sostenere le stesse scommesse, riscontrato un atteggiamento che secondo la procura era di totale asservimento della funzione pubblica esercitata da Palo ad interessi personali e privati di Di Grazia, tanto che quest'ultimo ha prefigurato all'agente, una volta conclusa la detenzione, possibili affari illeciti in comune. Nell'ambito dell'operazione è stato sequestrato il notissimo bar catanese Caffè Etna, intestato a soggetti di comodo per eludere le misure di prevenzione. Un morto e 4 feriti nell'incidente avvenuto all'alba sull'autostrada Catania-Messina. A perdere la vita un giovane di 20 anni, salva la sua famiglia. Lorena Dolci. Doveva essere una giornata di lavoro come tante, invece è finita in tragedia. Era diretta al mercato di Santa Teresa Riva la famiglia di venditori ambulanti di Piedimonte e Tenneo, rimasta coinvolta questa mattina alle 6:20 in un incidente stradale sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza di Fiumefreddo. Al volante di un camioncino carico di cassette di frutta e verdura si trovava Giovanni Urzì, con lui la moglie Nella e il figlio Matteo. Improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, il mezzo è finito contro il guardrail e si è ribaltato. Nel violento impatto ha perso la vita Matteo, che avrebbe compiuto 20 anni tra poco. È rimasto schiacciato, per lui inutili soccorsi. Pochi istanti dopo è sopraggiunto un furgone doblò che si è trovato il mezzo davanti e non è riuscito ad evitarlo. Gravi le condizioni dei genitori. Nell'incidente la madre si è fratturata le gambe ed è stata trasferita all'ospedale Papardo di Messina per essere operata. Il padre e 2 passeggeri del doblò, rimasti feriti in maniera più lieve, sono ricoverati all'ospedale di Taormina.
Un ciclista di 65 anni palermitano, Salvatore Cracolici, è morto all'ospedale Villa Sofia, dove era ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto mentre era in bicicletta a causa di una buca a settembre in via Rosario Nicoletti, nella zona di Tommaso Natale a Palermo. E andiamo a Catania adesso, sempre per incidenti stradali. Questa volta torniamo alla circonvallazione, dove c'è stato l'ennesimo grave incidente che ripropone il problema della sicurezza, che può essere garantita solo con la realizzazione di sovrappassi. Ne è convinto il presidente della terza municipalità, perché lo hanno abbattuto. La vita umana non ha prezzo, dice. Ha raccolto la testimonianza Tonino De Mano. Le morti di Chiara e Danilo, le gravissime condizioni di Anna, tutti falciati sulla circonvolazione di Catania, riaccendono il dibattito sulla sicurezza stradale, anzi lo infuocano. Da ogni mister bianco e viceversa, si corre troppo, si passa con il rosso, si usa il cellulare e i pedoni sono i primi a rischiare, specie all'altezza della Cittadella, dove tutti invocano il ripristino del cavalcavia. Purtroppo, dico io, ahimè, bisognava solo riqualificarlo, perché riqualificare non ha sicuramente il prezzo di una vita. L'opposizione, per bocca di Graziano Bonaccorsi, tende una mano al sindaco e lo invita a riflettere sull'importanza del sovrappasso. I cittadini avranno anche quest'ulteriore struttura per evitare eventuali incidenti e per attraversare in maniera serena quel tratto. E poi ci sono loro, gli studenti, che neanche a dirlo chiedono a gran voce interventi urgenti in nome e per conto della sicurezza. Sovrappasso sì, anche perché questo è l'unico punto dove effettivamente si può passare tranquillamente e anche col semaforo le macchine si fermano. Chi non si ferma, come nel mio caso, prende una multa. Vietato distrarsi alla guida e a piedi. Abbiamo visto che avevi delle cuffiette, eri un po' distratto sulle strisce pedonali. Sono passato col verde. Ma non basta questo, perché purtroppo molta gente passa col rosso. Non dipende da me, dipende dai guidatori, quindi parlate con i guidatori, non con me. Io sto passando sulle strisce verdi. Mi scusi, ma questa è un'intervista contro gli studenti che passano alle strisce pedonali o contro l'amministrazione che dovrebbe fare qualcosa? È una via di mezzo, perché ci sono gli incidenti causati dalla fatalità, ma anche da distrazioni e dall'imprudenza degli automobilisti. Io credo che se tutti seguissimo le regole non ci sarebbero problemi. E intanto proprio oggi sono stati attivati a Catania gli autovelox e i semafori che rilevano l'alta velocità lungo la circonvallazione erano stati installati più di un mese fa. La multa scatta se si superano i 50 km/h o se si passa con il rosso. Adelaide Barbagallo. Giro di vite per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada, sfrecciando a velocità e che mettono a rischio la vita di pedoni e altri automobilisti. Attivati a Catania gli autovelox, installati già da tempo lungo la circonvallazione. Finita la fase sperimentale, adesso gli impianti omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita entrano in funzione. A decidere la loro attivazione il sindaco Enrico Trantino, che ha anticipato la notizia a Sicilia 24 Focus. Abbiamo messo gli autovelox, peraltro gli autovelox sono attivi praticamente da oggi. Gli autovelox attivati si trovano nei viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Ulisse. Lungo questo asse viario non si possono superare i 50 km/h. Con la stessa delibera la Giunta ha anche disposto la completa attivazione dei semafori TX Speed per rilevare eventuali trasgressori. La multa scatta se si passa con il rosso. Questi semafori si trovano in diversi passaggi pedonali della circonvallazione e alla fermata bus Fontana Nord 1. A Palermo una bimba di 1 anno ricoverata d'urgenza in ospedale per overdose da hashish. È allarme in città il consumo di droga è in aumento anche tra i più giovani, genitori compresi. Marco Gullò. E allarme droga a Palermo adesso anche sui più piccoli, o meglio piccolissimi. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Una bambina di 1 anno è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cristina per overdose di hashish. Casi su casi. Adesso è davvero emergenza. 1 a settimana, dicono dall'ospedale pediatrico palermitano. I genitori usano sempre la stessa versione, ovvero che i figli hanno ingerito droga trovata per strada. Ma non è così. Spesso a farne uso sono proprio
loro. Nei giorni scorsi un bambino di soli 3 anni è stato invece ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto chetamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da chetamina su un bambino così piccolo registrato in città. A seguito di questi episodi è stato attivato un protocollo voluto dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna che prevede l'immediata segnalazione al magistrato di turno e l'avvio di indagini da parte della polizia giudiziaria. Si apre così un fascicolo a tutela dei minori coinvolti, un consumo di droga che aumenta anche sui più giovani alla ricerca dello sballo e a prezzi di mercato. Ecco quindi che le strade purtroppo portano al crack, da Ballarò alla Vucciria, poi centro storico e adesso anche nel salotto della città. Il crack ormai si riesce a reperire dovunque ed è proprio questo un altro segnale preoccupante dell'allarme cittadino. Ancora buio sull'omicidio nelle campagne di Grisì, nel Palermitano. La vittima stava tentando di scappare. Sentiti amici e parenti, investigatori a caccia di un movente. Vediamo. Un omicidio avvolto ancora dal mistero. Campagne di Grisì nel Palermitano. Qui è stato ucciso Salvatore Di Salvo, 69 anni, di Borgetto. L'omicidio si è consumato in una zona isolata e deserta, ma soprattutto lontana da occhi indiscreti, come se l'assassino sapesse dove colpire senza il timore di essere scoperto. Un omicidio premeditato. Di Salvo ha provato a scappare, ma è stato raggiunto dalla ferocia del suo killer. L'uomo era a terra, privo di vita, accanto alla portiera, praticamente nascosto dalla fitta vegetazione. Cosa è successo? Perché Di Salvo è stato ucciso? Gli elementi a disposizione degli inquirenti sono pochi, non ci sono telecamere e al momento non ci sono nemmeno testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico e coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo. Sono stati sentiti parenti e amici per provare a ricostruire gli ultimi giorni della vittima, se avesse ricevuto minacce o avuto alterchi o altro tipo di episodi che possano essere degenerate. I PM hanno disposto l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni, da cui potrebbero emergere altri indizi, come ad esempio il calibro dei proiettili. Di Salvo aveva piccoli precedenti, storie del passato, e non risulterebbero collegamenti con la criminalità organizzata. Era fratello di uno degli indagati nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia il 6 maggio scorso, in cui morirono 5 operai, ma anche questo nulla avrebbe a che fare con l'omicidio. Sempre più crisi idrica, non piove, gli invasi sono a secco. Ad Agrigento quel poco che arriva si perde per strada a causa di una condotta idrica colabrodo. I cittadini continuano a manifestare in piazza, mentre Legambiente lancia l'allarme: acqua a rischio esaurimento in inverno. Davide Sardo. La Sicilia rischia di esaurire le risorse idriche in inverno. Legambiente lancia l'allarme. A settembre la situazione è peggiorata drasticamente, prosciugando i residui sopravvissuti all'estate rovente. Ampia parte degli invasi è quasi a secco. La pioggia è una speranza, ma al momento è ancora un miraggio. E, come se non bastasse, preoccupano le ingenti dispersioni dalle condotte fatiscenti ovunque con percentuali oltre il 50%. Secondo i dati di Legambiente su base Istat ad Agrigento si riscontra la percentuale maggiore di acqua sprecata in strada, come documentato anche da queste immagini. Centinaia di metri cubi si perdono tra i terreni e l'asfalto di Fontanelle a causa di una condotta idrica vecchia e danneggiata. Nel frattempo prosegue la protesta dei cittadini in piazza Pirandello innanzi al municipio. Non è cambiato nulla, si cercano pozzi, la regione parla di dissalatori mobili, parlano di tutto, ma da aprile che siamo senza acqua, ci sono case e vie di Agrigento che arriva l'acqua dopo 30 giorni. A me mi interessa l'acqua perché ci devo dire a mio figlio: aspetta, non devi lavare ora, lavati più tardi oppure domani che arriva l'acqua. A mia moglie dire ci sta arrivando l'acqua vin. Ieri, martedì, ho detto cominciamo a lavare tutte cose perché questa è la realtà purtroppo di Agrigento. Siamo rimasti di nuovo senza acqua, come stavo dicendo poco fa, e siamo qua. Speriamo che possa diminuire questa turnazione, perché noi abbiamo sofferto da aprile a settembre 5 mesi senza acqua. A peggiorare la situazione, il sindaco di Agrigento Micichè ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica a San Leone dopo il riscontro dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento di parametri non conformi.
C'è ma non si vede. L'oscurità rende invisibile la cripta di Sant'Euplio, copatrono di Catania. Al calar della sera il buio prende il sopravvento e le chiome degli alberi coprono gli unici punti luce rimasti. Tonino De Mano. È il copatrono di Catania, ma non sembra avere la stessa visibilità di Sant'Agata. La cripta del martire Sant'Euplio, inserita nel circuito della Via dei Tesori al Calar del Sole, è pressoché invisibile ai turisti e a quanti percorrono l'omonima via. Sant'Euplio, appunto, in pieno centro storico. Eppure non si direbbe, visto che la sera l'illuminazione è garantita soltanto dal vicino chiosco e dai fari delle auto in transito. Il video che vi proponiamo non ha bisogno di commenti, anzi sì, dal momento che la segnalazione denuncia arriva da Lorenzo Costanzo, presidente CIDEC e rappresentante della comunità Sant'Euplio. Molti turisti che passano lo vedono completamente al buio. Quello che chiediamo più attenzione, visto che questo sito al buio non è visitabile e non è neanche sicuro. A terra sono invece ben visibili un palo della luce ed una transenna che mette in sicurezza, si fa per dire, l'area in questione, mentre basta alzare lo sguardo e l'obiettivo della telecamera per rendersi conto che gli unici punti luce sono completamente nascosti dagli alberi, le cui chiome ed i rami, alcuni pericolanti, pendono come una spada di Damocle sugli ignari passanti. In prefettura a Messina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha affrontato il tema delle aggressioni al personale sanitario negli ospedali. Stabilite alcune misure da implementare nei pronto soccorso. Affrontato anche il tema della formazione del personale sanitario per prevenire e affrontare situazioni di emergenza, soprattutto nel caso di presenza di persone affette da disturbi psichiatrici. Donazione degli organi. Da Palermo la storia di Marco, che per ben 2 volte ha ricevuto un rene. Il trapianto, dice, è vita. Giusy Lazzara. Io mi reputo il frutto del dono. Poche parole quelle di Marco, che a 23 anni, dopo il salvataggio in mare di un giovane che stava annegando, scopre che i suoi reni non funzionano. Comincia il buio della dialisi, poi la mamma dona il suo rene. Dopo 8 anni questo rene, per un problema di tossicità da farmaco di immunosoppressore, purtroppo perde la sua funzionalità. Ricomincia la dialisi e la paura di non farcela. Dopo 2 anni arriva un altro rene da un donatore deceduto. Nell'arco di 1 anno e mezzo, grazie a una donazione da cadavere, mi permette di ritornare ancora una volta a rivedere la luce e la rinascita. Da qui ricomincia la nuova vita. Io dico il trapianto è vita e questo trapianto è vita è dato dal gesto nobile che può essere la donazione. La Sicilia, da fanalino di coda per le donazioni, nell'ultimo anno passa da 15 a 30 donatori per milioni di abitanti. Un balzo in avanti segnalato anche dal Ministero, che nel 2023 ha raccolto in Sicilia 765.000 sì alla donazione tra ASL, comuni e associazione dei donatori di organi e tessuti. I trapianti sono stati nell'ultimo anno 244, ma dietro i numeri la vita di tante persone che vogliono tornare alla normalità. Stamattina in Commissione Affari Istituzionali è emersa la disponibilità di tutti a recepire in Sicilia la norma nazionale sulla rappresentanza di genere che prevede il 40% di donne nelle giunte comunali. Lo dice il presidente della prima commissione all'Assemblea regionale siciliana, Ignazio Abbate. Un gigantesco impianto termale che risale a 2000 anni fa riemerge dal sottosuolo di Tusa nel Messinese grazie all'opera degli archeologi e dei ricercatori dell'Università di Palermo. Ce ne parla Orazio Longo. Eccoli gli studenti e i ricercatori dell'Università di Palermo mentre completano il sopralluogo ad Alesa, nome antico della città siculo-greca situata nel territorio di Tusa, in provincia di Messina, fondata nel 403 a.C. su una collina oggi denominata Santa Maria delle Palate. Eccola Alesa mentre fa riemergere dal terreno uno degli impianti termali più importanti e più estesi del Mediterraneo, scoperto a conclusione della 5ª campagna di scavi condotta dall'Ateneo Palermitano in collaborazione con il Parco Archeologico
archeologico di Tindari e il comune di Tusa. Per l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, quello venuto alla luce rappresenta un unicum in Sicilia per il ricchissimo apparato decorativo e per le dimensioni. Gli fa eco il direttore del parco archeologico di Tindari, Domenico Targia. Gli elementi venuti alla luce sono dei mosaici in ottimo stato di conservazione, nonché dei pavimenti in marmo a rombi, sembrerebbe dei marmi provenienti dall'Oriente. 800 metri quadrati di terme ci danno la dimensione dell'importanza del sito e di come oggi l'archeologia a pieno titolo rivendica un ruolo strategico nel territorio della regione siciliana. Gli scavi hanno portato alla luce anche un vasto complesso monumentale composto da un reticolo di strade e un nuovo tratto di fortificazioni utili per la ricostruzione di un nuovo assetto urbanistico della città ellenistica e romana. Catania ha un nuovo illustre cittadino onorario, è l'attore Gabriele Lavia. Questa mattina alla cerimonia con il sindaco trentino a Palazzo degli Elefanti, un legame molto intenso con la sua Sicilia. Questa è la terra dei miei ricordi più felici e spensierati, ha detto il grande attore. Sentiamo Desiree Ferlito. Acciughe, sardine e moglie. Catania per me ha il sapore dell'infanzia, la dimensione mitica di quando si è assolutamente felici e spensierati. Così il maestro Gabriele Lavia, a cui è stata conferita oggi la cittadinanza onoraria, la consegna ufficiale nella sala giunta del Palazzo degli Elefanti, dal primo cittadino di Catania. Un legame viscerale con la sua Sicilia, terra d'origine dove è nato il 10 ottobre del 42. Questo riconoscimento arriva come un regalo nel giorno prima del suo 82esimo compleanno. Mi dispiace solo che mia nonna, mia mamma, mio padre non siano vivi, perché per loro sarebbe una tale cosa, una tale felicità, un tale onore. Credo che mia nonna si produrrebbe in una caponatina inarrivabile. Basta che lei si mette a gridare in faccia. Una carriera straordinaria, uno dei più prolifici e celebri interpreti teatrali degli ultimi decenni, vestendo brillantemente i panni di regista e interprete. Della prosa ne ha fatto la sua vita, Pirandello, Leopardi e Dostoevskij tra le sue interpretazioni più celebri. Secondo te, Michele, è più bello in bianco e nero così? Teatro ma anche cinema. Gabriele Lavia partecipa al celebre film Profondo Rosso. Ha diretto film tra cui Scandalosa Gilda e La Lupa, che hanno per protagonista l'ex moglie Monica Guerritore. E nella sua Catania il maestro Lavia dice Leopardi, in una serata speciale al Teatro Stabile. Dico, sottolinea Lavia, non le recito. Recitare implica sempre fare proprie le parole. Dire invece significa farsi veicolo delle parole del poeta. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Sono arrivati il responso e la sanzione per la vicenda estiva che ha coinvolto il Catania. La vicenda appunto della fideiussione integrativa non presentata ha portato ad un punto di penalizzazione per i rossazzurri e a 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella. Sentiamo Marco Carli. Un punto di penalizzazione e 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella. Arriva il responso sulla vicenda estiva che ha alimentato polemiche e discussioni in serie nell'ambiente. Il problema era legato al deposito della fideiussione integrativa e ha portato al provvedimento sanzionatorio della Procura federale tramite il patteggiamento, un accordo fra le parti. Il frutto evidente della sanzione è ovviamente in classifica con i rossazzurri, che scendono così a quota 14. Il testo del comunicato contiene tutto con la nota della Procura federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini che hanno coinvolto il presidente Pelligra e il vicepresidente Grella, oltre alla società Catania FC. I due dirigenti hanno violato l'articolo 4,1 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo entro il termine del 9 agosto 2024, si legge sempre nel comunicato, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto al €1.000.000 dell'ammontare dei compensi lordi
lordi fissi e variabili dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società. Il Catania rispondeva per responsabilità oggettiva e propria. L'accordo fra le parti non ha però avuto obiezioni da parte del presidente federale e tramite il patteggiamento si è potuti arrivare alle sanzioni già descritte, il punto di penalizzazione e i 45 giorni di inibizione per i due dirigenti. Il Catania risponde attraverso una nota in cui prende atto delle sanzioni deliberate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Risolte così le questioni pendenti, si legge sempre nella nota, il presidente e i componenti del board del Catania FC sono concentrati esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi del club nella corrente stagione sportiva. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi ringrazio per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.